comitato ittico col sindaco Mauro Armelao, tra l'altro delegato alla pesca di Chioggia, del comune di Chioggia, per questa manifestazione pacifica ma rumorosa di contrarietà da parte dei pescatori per questa politica europea. Esatto, è una protesta che investe anche molti altri paesi, l'Italia, la Spagna, la Francia, la Grecia, sulle politiche sbagliate, completamente sbagliate del commissario Sinkevičius, un commissario che mi dicono che sia lituano. La Lituania credo abbia forse 1 chilometro di costa, quindi non è accettabile che una persona possa decidere su vita o morte del mondo della pesca in Italia. Ecco, ma la finalità poi è un'altra che è molto pericolosa, a parte creare disoccupazione, che ovviamente da sindaco contesto, no? In tutte le forme. Siamo pronti anche ad andare in Europa, insomma, a Bruxelles a protestare con la fascia tricolore. Ecco, però è quello che è il pericolo per noi, è che si stia lavorando per far arrivare prodotto da fuori. Noi invece in Italia vogliamo continuare a mangiare prodotto di qualità, prodotto nostro, del nostro mare Adriatico, del Mediterraneo, del Tirreno, e non abbiamo bisogno sicuramente degli insegnamenti dall'Europa. Credo che l'Italia faccia già scuola a livello europeo e mondiale, ecco, e noi siamo contro qualsiasi tipo di forma di cambiamento alimentare. Sono partiti con gli insetti, con i cibi sintetici, e adesso stanno arrivando anche a toccare ulteriormente il mondo della pesca, che è già pesantemente, in difficoltà con scelte europee scellerate. Anche perché da parte del governo italiano, che tanto appoggia la sovranità alimentare, esatto, dovrebbe essere una delle priorità portare avanti questa causa insieme a tante altre a sostegno delle nostre produzioni. Infatti noi abbiamo un governo sicuramente vicino a quello che è il Made in Italy, proprio gli alimenti, quello che arriva sulle nostre tavole, ma come si diceva prima, poi queste scelte ricadono ovviamente su tutta una rete, una filiera che vive anche di pesca grazie al lavoro duro dei nostri pescatori, ecco. Quindi ripeto, ristoranti, alberghi, hotel, baccari, noi facciamo l'esempio ovviamente di Chioggia, quindi mi auguro che in Europa ci sia un'inversione di tendenza e noi saremo sicuramente pronti a fare la nostra parte a fianco dei nostri pescatori.